La prima ha a che vedere con gli immigranti. Gli immigranti italiani in America non godevano di una altissima considerazione, soprattutto per il fatto che erano gli ultimi arrivati in quanto a epoche di immigrazione negli Stati Uniti, e anche dal fatto che stavano molto fra di loro, non si mescolavano né con la lingua né con la cultura locale, e poi perché c'erano appunto episodi di insubordinazione, di scontri con altre etnie che erano immigranti che avevano più tempo in quelle città. Per cui l'idea che si erano fatti gli americani, i protestanti bianchi in generale, degli italiani, non era assolutamente lusinghiera, non era assolutamente una buona reputazione. Ebbene, è bastato un artista napoletano a stravolgere tutti gli stereotipi che si erano fatti gli americani sulla nostra cultura, e si tratta di Enrico Caruso. Il grandissimo tenore, il cantante di opera napoletano che fece fortuna a New York, stabilendosi in maniera costante fino alla fine dei suoi giorni al Metropolitan di New York. Questo tenore, dicevo, non solo era un grandissimo tenore che rivoluzionava anche il modo di cantare, era molto moderno per l'epoca, ma era anche un fervente cultore della musica napoletana, che non mancava di registrare nei dischi, e non dei dischi qualunque. Il disco di Enrico Caruso, Vesti la giubba, è il primo disco che ha venduto 1 milione di copie nella storia dei dischi. Lui è stato il primo artista divo musicale della storia della musica registrata, della musica moderna. Questo accompagnato con fotografie, pubblicità, e un divo, una star totale della musica e dell'arte che ha saputo subliminare tutta un'etnia, che grazie a questo aggancio, grazie a questa porta che gli si è aperta, è potuta entrare nei posti di prima fila della globalizzazione della musica, perché poi attraverso la produzione di dischi americana tutto questo è diventato globale. Bene, l'aggancio alla cultura globale musicale con quella napoletana e di riflesso italiana, e comunque della nostra tradizione classica e lirica, ha un nome, ed è quella di Enrico Caruso. Ho trovato una registrazione video senza audio, perché all'epoca, nei primissimi anni del 1900, non esisteva ancora il cinema con l'audio, però è stato possibile montare su quella registrazione muta la registrazione del disco di Enrico Caruso di Vesti la giubba, dell'opera Pagliacci. Per chi non conoscesse quest'opera, si tratta di una tragedia che si sta per consumare, nella quale il capo teatro, il capo degli attori di una compagnia si rende conto di essere stato tradito, e si rende conto di essere stato tradito dalla sua donna proprio prima di entrare in scena. E Vesti la giubba sono gli attimi nel camerino di questo artista che si prepara a mettere su la maschera e andare in scena, nonostante il suo cuore si stia disintegrando.